Amici di Directa Sport, buon pomeriggio da Sassari. Siamo con le nostre immagini sul ring allestito all'interno dello spazio promocamera di Sassari. Siamo pronti a vivere una intensissima riunione pugilistica che è imperniata sul titolo italiano dei pesi massimi leggeri, conteso tra Salvatore Erittu e Maurizio Lovaglio. Sarà il match attesissimo previsto sulla distanza delle 10 riprese che andrà a chiudere questa serata pugilistica che dunque riporta un grandissimo evento a Sassari. Prima ci sarà però un ricco sottoclù fatto di 8 incontri dilettantistici e di 4 incontri invece professionistici, in avvicinamento proprio all'incontro che vedrà protagonista Tore Erittu, che cercherà di difendere la cintura tricolore dei cruiser. Si parte con il primo match. Siamo nell'ordine dei 52 kg, categoria junior, 3 riprese da 2 minuti, questa è la distanza prevista per il match tra Riccardo Piroddu per la Gymnasium Box all'angolo rosso e Mario Secchi per il boxing team Erittu all'angolo blu. Incontro che dà il via dunque a questa serata. Come detto, siamo allo spazio promocamera a Sassari, allestimento di tutto punto per l'organizzazione, quella della Insula Events, con il sostegno della OP82, la scuderia che storicamente accompagna nel suo percorso da pugile proprio Tore Erittu. Ci tuffiamo dunque nei temi di questo primo interessantissimo incontro. Come detto, all'angolo rosso Piroddu, all'angolo blu Secchi. Subito tanti scambi decisi. Questa fase della prima ripresa avete visto un bel sinistro arrivare a destinazione per Riccardo Piroddu. Prova ad agire invece con il gancio destro da lunga distanza Mario Secchi. Termina la prima ripresa nel primo incontro della serata. Abbiamo detto una lunga scaletta, una lunga marcia di avvicinamento verso gli incontri principali. Seguiranno il match tra Salvatore Marginesu e Samuele Ferrante, quindi ancora Alessandro Fiori contro Claudio Puggioni, Gabriele Vincis contro Nicola Doro, Sergiu Ignat contro Francesco Abeltino, quindi ancora Mattia Firinu contro Alessandro Cau, Gabriele De Rosas contro Saab El Kabir, Matteo Ara contro Claudio Sorin Lakatush, e quindi chiude il quadro per quanto riguarda i dilettanti il match tra Jonathan Kobe Cogasso della Pugne Pupe Lombardia contro Stefano Capone della Sciardana Box di Decimo Manu, anche egli prossimo al passaggio al professionismo, che dovrebbe arrivare peraltro nel prossimo mese di giugno. Staremo a vedere. E poi, come detto, spazio ai pro, ci sono tanti esordi. Alberto Rizzi contro Andrea Aroni, quindi l'attesissimo match di Gianmario Serra contro Sergio Rocci, quindi Denis Caplani contro Gabriele Cossu al suo quarto incontro da professionista, e poi l'attesissimo Lovaglio contro Erittu. Intanto continuiamo a seguire questo primo match junior. Abbiamo detto 52 kg, buono il sinistro a segno e poi anche il destro per Piroddu. Decisa la sua azione, si affida al gancio invece Mario Secchi, che cerca il varco per portare a segno dei punti. Carica ancora il gancio destro, non riuscendo però a piazzare un colpo pulito. Chiamata all'interruzione del tempo. C'è un problema di sanguinamento dal naso per Mario Secchi del boxing team Erittu. Sanguinamento che però non gli preclude la possibilità di proseguire l'incontro. Secondo round e subito altro bel sinistro a segno per Piroddu, che si sta lasciando preferire in questa fase del match. Altro destro pulito a segno. Buona l'azione di Piroddu, pugile ben impostato tecnicamente, quello della Gymnasium Box. Il maestro è Manuel Marras. Attenzione però al destro di Secchi, che si scuote con questo colpo ancora dentro con il destro invece Piroddu. Bell'incontro finora. Pugili promettenti e valorosi si stanno dando battaglia. Vedete anche quanto carattere per Secchi, che ha subito qualcosa. Interessante soprattutto il diretto sinistro
poi anche il diretto destro qui a segno per Piroddu. Fatica Secchi a trovare le contromosse al diretto del suo avversario. Ha toccato in svariate occasioni, ancora il destro pulito, preciso, a segno di Piroddu. Non ci sono dubbi sull'assegnazione di questa ripresa, che però non è ancora terminata. Interrotto ancora il tempo perché il sanguinamento al naso di Mario Secchi prosegue. Bisogno dell'intervento del medico. Si riparte, siamo agli sgoccioli ormai del secondo round, si muove sul tronco Piroddu, finisce qui il secondo round. Ha sancito in maniera direi evidente il predominio del pugile della Gymnasium Box, quello del boxing team Erittu. Saranno due palestre pugilistiche che vedremo protagoniste a più riprese nel corso di questa serata, con tanti dei loro migliori esponenti. E questa riunione pugilistica testimonia peraltro anche lo stato di salute nella box, non solo a Sassari ma anche nel circondario, a Porto Torres, una delle patrie isolane in assoluto per quanto riguarda la nobile arte. Proviamo a carpire anche qualcosa all'angolo di Mario Secchi. Come abbiamo già più volte sottolineato, spesso un po' in difficoltà contro l'azione, soprattutto con il diretto di Piroddu, rapido e pungente con i suoi colpi. Terza e ultima ripresa, dunque Secchi sa che ha qualcosa da inseguire, allora si lancia a sprombattuto, ma deve stare attento perché Piroddu va a segno due volte qui, prima con il destro, poi il sinistro. Avanti ancora a testa bassa Secchi, che ha ben poco da perdere. Scambi intensissimi in questa terza e ultima ripresa. Piroddu per difendere il vantaggio accumulato. Secchi cerca il tutto per tutto, fida spesso e volentieri al gancio destro. Ancora il sinistro di Piroddu. Prosegue il sanguinamento dal naso per Secchi, comunque molto generoso e coraggioso, direi. Arriva anche il montante al corpo, il destro poi, ma l'arbitro aveva chiamato l'interruzione. C'è il conteggio per Mario Secchi, direi scelta opportuna ovviamente per l'arbitro, con il pugile del boxing team Erittu che stava ancora accusando i colpi uno dietro l'altro, tutti chirurgici, precisi, a segno per Riccardo Piroddu. Ancora qualche problema con il sanguinamento dal naso. Per la terza volta in questo incontro c'è necessità di un piccolo intervento da parte del medico, e subito il sinistro devastante di Piroddu. Davvero interessante questo pugile. Piccolo richiamo per Mario Secchi, si riprende subito a combattere, si affida sempre ai diretti Piroddu, questa è la sua chiave all'interno di questo incontro, chiave che lo sta portando alla vittoria in maniera direi assolutamente indiscussa. Vediamo se c'è spazio per un assalto da parte di Secchi. Stavolta infatti c'è il conteggio per Piroddu, che a sua volta era stato messo in difficoltà da Secchi. Finisce qui l'incontro. Combattimento molto interessante e intenso. Squillo di Secchi nel finale che ha provocato questo conteggio a Piroddu, che sembrava in totale controllo del match. Hanno giudicato a Borgogna il signor Dottor Roberto Marco Garbino, Pietro. Vengono svestiti i guantoni, l'arbitro che riceve i cartellini, tra poco la lettura del verdetto.
Ecco richiamati i due contendenti al centro del quadrato, siamo pronti per il verdetto sperando di potervelo offrire anche in favore di camera. Attenzione, annunciamo il verdetto, ai punti vince Riccardo Piroddu. Vittoria meritata per Riccardo Piroddu, che ha condotto il match nonostante abbia rischiato qualcosina poi nel finale. Bella vittoria, abbiamo detto pugile interessante quello della Gymnasium Box, ma interessante anche il cuore, il carattere dimostrato da Mario Secchi. Va così in archivio il primo match di questa lunga serata di box allo spazio Promocamera di Sassari. E allora torniamo sul ring allestito allo spazio Promocamera di Sassari per assistere al secondo match di questa serata. All'angolo rosso Salvatore Marginesu, sempre per la Gymnasium Box del maestro Manuel Marras di Sassari. All'angolo blu c'è invece Samuele Ferrante della Aurora Calangianus, categoria Youth. Siamo nell'ordine dei 75 kg, la distanza prevista in questo caso sono le 3 riprese da 3 minuti. Andiamo a dare un'occhiata anche a quelli che sono gli incontri precedenti disputati da Samuele Ferrante. Abbiamo detto pugile dell'Aurora Calangianus, il suo score da dilettante parla di 2 vittorie, 5 pari, 4 sconfitte in 11 match complessivi. Il suo ultimo match lo ha disputato lo scorso 29 settembre a Padria. Si è trattato di una vittoria ai punti contro Yasser Badawi. In precedenza, il 23 giugno del 2018, aveva ottenuto una sconfitta, sempre ai punti, contro Matteo De Murtas. Vedete ora Salvatore Marginesu cercare di occupare il centro del quadrato. C'è una evidente differenza di altezza tra i due pugili, superiorità in allungo ovviamente per Marginesu, che può provare a sfruttare questa sua caratteristica nel corso del match. Lo vediamo occupare ancora il centro del ring, deve stare attento però al gancio destro qui caricato da Samuele Ferrante. Attenzione ancora al destro del pugile dell'Aurora Calangianus, non fatica però a controllare in questo caso Salvatore Marginesu. Prova ad agire anche con un montante al corpo che però non scompone in alcun modo l'azione di Samuele Ferrante. Destro interessante per Ferrante. Cerca di controllare l'azione di Marginesu e poi di agire di rimessa. Ancora il destro, avete visto proprio questo. Destro e poi sinistro, l'azione a 2 braccia. Ferrante ora prova a salire di colpi dopo aver cercato di studiare in prime battute di questa prima ripresa l'azione del suo avversario. Come detto, anche dal punto di vista della struttura fisica non semplicissimo da interpretare, con un vantaggio che dalla nostra postazione sembra di quasi 10 centimetri in termini di altezza. Abbiamo detto secondo incontro della serata, il primo se lo è aggiudicato ai punti Riccardo Piroddu della Gymnasium Box su Mario Secchi del Boxing Team Erittu, e il prossimo vedrà di fronte invece Alessandro Fiori nella Box Torres del maestro Mario Muretti e Claudio Puggioni del Boxing Team Erittu. Dunque una tra le migliori palestre, scuole pugilistiche del nord Sardegna a confronto in questi primi incontri della serata che sarà ricchissima. Vedrà anche la partecipazione di qualche scuola del sud della Sardegna, come ad esempio la Sardana Box, attiva a Decimo Mannu. Intanto inizia la seconda ripresa.
Ci sono state delle buonissime premesse nel corso del primo round tra Marginesu e Ferrante. Ancora il gancio destro di Ferrante. Sembra poter essere insidioso per Marginesu, appoggiato poi anche con il sinistro il colpo. Ferrante senza però far particolarmente male, ma bravo a muoversi sul tronco, a schivare e poi a cercare di rientrare il pugile dell'Aurora Calangianus. Ora riceve un piccolo richiamo. Non riesce a sfruttare a suo vantaggio, almeno fino a questo momento, il maggior allungo Marginesu. Attenzione ancora al destro dalla lunga distanza per Ferrante, poggiato sul caschetto, ma poi passa la combinazione a due braccia, questa direi molto più incisiva. Il jab in risposta di Marginesu, incassa senza particolari problemi Samuele Ferrante. Incontro, vista anche la divisione di peso, che si sta combattendo su ritmi ben diversi rispetto a quello precedente, ma è normale. Incontro che è comunque interessante. Vedete ancora il gancio destro portato da Samuele Ferrante, il suo colpo principale finora in questo incontro. Qui si spiana la strada con il jab e poi prova a portare ancora il gancio. Altra buona combinazione, prima il montante al corpo, poi in chiusura il gancio destro. Ferrante che sembra lasciarsi preferire. Accorto tatticamente senz'altro il pugile della Aurora Calangianus. Compassata invece l'azione di Marginesu in questa parte conclusiva del secondo round. Proprio Marginesu che invece aveva provato un po' a condurre le danze in apertura del primo round, in particolare occupando sempre il centro del ring. Si è rivelata però finora abbastanza blanda la sua azione. Buoni invece i colpi portati da Ferrante, sempre bravo a leggere l'impostazione dell'avversario e ad agire di rimessa. Mentre si preparano i prossimi pugili che vedremo all'opera, è passato proprio dinanzi alla nostra postazione Alessandro Fiori nella box Torres, accompagnato dal maestro appunto della società attiva in quel di Sassari. Il suo avversario, ripetiamo, sarà Claudio Puggioni del boxing team Erittu. Buoni secondi. È la terza ed ultima ripresa. Terza e ultima ripresa che non può ancora iniziare. Vediamo, c'è qualche problema all'angolo di Marginesu. Ora tutto pronto. C'è probabilmente l'abbandono da parte di Marginesu. Abbiamo cercato di carpire qualcosa all'angolo rosso. È così, abbandono di Salvatore Marginesu. L'incontro se lo aggiudica Samuele Ferrante, che a dirla tutta si era lasciato preferire nel corso delle prime due riprese. Ripetiamo, pugile che sembra ben impostato da un punto di vista tattico, soprattutto bravo a leggere le caratteristiche dell'avversario. Ha optato per l'abbandono invece l'angolo di Salvatore Marginesu. Attendiamo ovviamente che ci sia la lettura
ufficiale del verdetto qui al centro del ring. Può andare in archivio anche il secondo match della serata. Sfortunata prova di Salvatore Marginesu, ha brillato invece Samuele Ferrante. Ripetiamo, molto interessante la sua prova. È successo per il pugile della Aurora Calangianus, che può registrare dunque a questo punto il suo score. Può soprattutto aggiornarlo. Attenzione, cominciamo il verdetto. All'inizio della terza ripresa vince per abbandono il pugile presente all'angolo blu, Samuele Ferrante, Aurora Calangianus. Allora avete sentito anche la lettura ufficiale del verdetto, terza vittoria da dilettante per... L'abbandono è diventato probabilmente da uno stato di forma qualche piccolo valore che ha accusato il pugile e gli insegnanti a loro volta di conseguenza. Mentre abbiamo avuto la spiegazione dell'abbandono di Marginesu, c'è stato un piccolo problema fisico per lui, dicevamo terza vittoria da dilettante per Samuele Ferrante a fronte di 5 pari, 4 sconfitte. Questo era il suo 12° incontro. Va in archivio il secondo match della serata. Con i secondi della prima ripresa. Inizia il terzo incontro di questa serata. All'angolo rosso c'è Alessandro Fiori per la Box Torres, all'angolo blu Claudio Puggioni per il Boxing Team Eritus. Siamo tornati tra gli junior, in questo caso la categoria è quella dei 55 kg, si torna alla distanza delle 3 riprese da 2 minuti. Ritmi alti, avete visto qui l'azione a 2 braccia da parte Claudio Puggioni, uno degli allievi di Tore Rittu, che è già da tempo attivo come maestro. Lo abbiamo visto all'opera peraltro in tantissime delle riunioni che abbiamo raccontato in diretta e in differita sugli schermi di Directa Sport, e ha deciso, sembra ormai in maniera definitiva, di dedicarsi soltanto all'attività di allenatore, di abbandonare il percorso da pugile professionista troppo probante. Con questi ritmi non ci sono grandi tutele per chi decide di dedicarsi al mondo del professionismo. Questo è un tema vecchio e anche abbastanza complicato, oltre che lungo da analizzare. Abbiamo parlato peraltro anche in altre circostanze sempre con Salvatore Rittu ieri in sede di conferenza stampa, quasi con le lacrime agli occhi. Ci ha confessato di voler dedicare molto più tempo alla sua famiglia, trascurata, per inseguire il sogno del pugilato nel corso degli anni. E allora nell'accademia, chiamiamola così, di Tore Rittu stanno venendo fuori tanti pugili interessanti. Uno di questi è proprio Claudio Puggioni, che sta interpretando finora molto bene questo incontro. Vedete, è un'altra bella combinazione, un po' chiuso alle corde qui Alessandro Fiori, che deve trovare un po' il bandolo della matassa, prova a uscirne usando il jab. Prima ripresa molto interessante per Claudio Puggioni del Boxing Team Erittu. Si tratta di atleti molto giovani, di 15 anni di età per la precisione. Categoria junior, come abbiamo già sottolineato, 52 kg. Siamo ancora nel sottoclù, ovvero nella parte dilettantistica, per meglio dire, della lunga serata allestita da Insula Events, con la collaborazione della scuderia OP82 della famiglia Cherchi. Ma anche la parte dilettantistica, direi, ha riservato una card di sicuro interesse. Nei 2 match visti finora non ci siamo assolutamente annoiati. Provato a iniziare con un piglio aggressivo Fiori questa seconda ripresa.
Qui il destro interessante di Fiori, che poi prova ancora a caricare il destro ma senza successo. Cerca una replica Puggioni, che lui non trova spazi però. Ritmi che sono calati abbastanza. Qui Puggioni ha trovato 2 volte il destro. Attenzione al destro però dall'altra parte anche di Fiori. Destro da corta distanza. La replica di Fiori, si incrociano i guantoni. Avanza qui Claudio Puggioni. Prova a chiudere bene questa seconda ripresa. Bene anche col sinistro in chiusura di combinazione il pugile del Boxing Team Erittu. Buono il suo secondo round. Riceve immediate rassicurazioni all'angolo. Da parte del suo maestro. Andiamo a sbirciare anche all'angolo opposto, l'angolo rosso, quello di Alessandro Fiori della Box Torres. Mentre vi diamo conto anche del match a seguire, Gabriele Vincis contro Nicola Doro. C'è grande attesa non solo per il match di Salvatore Erittu, ma anche per gli esordi da professionisti di Andrea Aroni, sempre della Box Torres, e di Gianmario Serra della Gymnasium di Sassari, mentre inizia la terza e ultima ripresa. Siamo grande attesa sia per Aroni che per Serra. Serra ovviamente arriva da una tradizione familiare molto molto importante assieme al fratello. È stato protagonista anche in azzurro, anche con l'Italia Thunder nel World Series of Boxing. Qui bellissimo scambio intanto con Puggioni, che porta anche un interessantissimo gancio sinistro. E richiamo volante in questo caso per Alessandro Fiori. Bella battaglia in questo terzo round, i due pugili che si stanno affrontando a viso aperto. Dicevamo di Gianmario Serra, corona anche Andrea Aroni con il passaggio al professionismo, un lusinghiero percorso da pugile dilettante. Vedremo come se la caveranno. Avversari tutti da scoprire per loro, avversari fanno il loro ingresso nel professionismo proprio in questa serata di novità. Allora qui allo spazio promo camera di Sassari, ancora Puggioni contro Fiori che si stanno dando battaglia. Qui avanza Puggioni affidandosi al destro, ancora Puggioni che prova a portare alle corde. Fiori sembra essere un po' più fresco in questo finale di terza ripresa. Provato a portare ancora il sinistro il pugile del Boxing Team Erittu, lavora da corta distanza invece Fiori, e poi porta il jab, azione a 2 braccia, chiude molto bene Secchi. Match equilibrato, combattuto, e che, come ha sottolineato il ring announcer, terminato in crescendo anche dal punto di vista del ritmo, nonostante la stanchezza. Questo depone a favore della preparazione di entrambi, del lavoro svolto da entrambi gli allenatori. C'è la consegna dei cartellini e tra poco la lettura del verdetto. Vedremo chi sarà portato a casa il match tra Fiori e Puggioni.
ai punti vince il pugile dell'angolo blu Claudio Pugioni Posti. Premiata l'intraprendenza di Claudio Pugioni, ritengo in maniera corretta anche in questo caso. Applausi per il pugile del boxing team Erittu che fa suo il terzo match della serata. Sono 8 in programma e poi il via. E allora quarto match della serata, qui l'età si abbassa, siamo tra gli schoolboys. All'angolo rosso c'è Gabriele Vincis per la Sciardana Box di decimo anno, accompagnato all'angolo dal maestro Fabrizio Melis. All'angolo blu c'è invece Nicola Adoro del boxing team Erittu, accompagnato ovviamente dal maestro Gavino Mura. Vedremo come se la caveranno questi due giovanissimi guerrieri del ring, che stanno dimostrando, direi fin qui, intanto grande coraggio, ottimi ritmi e direi anche ottima impostazione tecnica, pulizia stilistica per entrambi. Qui il padrone di casa Nicola Doro prova a chiudere all'angolo Gabriele Vincis, che cerca di uscire da quella zona del quadrato muovendosi sulle gambe. Qui richiamato invece Doro per aver portato avanti in maniera un po' pericolosa il capo. Bello il gancio destro sempre per Nicola Doro. Categoria in questo caso è quella dei 42 kg, lo ricordiamo, e si combattono 3 riprese da 1 minuto e mezzo. È già andata in archivio la prima e direi che Nicola Doro nel boxing team Erittu ha fin da subito mostrato l'intenzione di voler conquistare l'incontro, infatti tanto pubblico che sta facendo il tifo per lui. Vedremo se Doro riuscirà a confermare, tra virgolette, la vittoria di Claudio Pugioni, che ha avuto la meglio in maniera meritata su Alessandro Fiori della Box Torres nell'incontro che vi abbiamo raccontato in precedenza. Il prossimo invece vedrà di fronte Sergiu Ignat, pugile della Martellini di Olbia, contro Francesco Abeltino dell'Aurora Calangianus. Passiamo agli Elite seconda serie, categoria 64 kg. Ci avviciniamo un po' alla parte centrale nella card dilettantistica, qui allo spazio Promo Camera di Sassari, location suggestiva, direi anche abbastanza innovativa, voluta dall'organizzazione di Insula Events per questo match, per questa serata, che avrà come clou ovviamente la difesa del titolo italiano dei pesi massimi leggeri da parte di Tore Erittu. Sfida peraltro anche tra vecchi leoni del ring contro Maurizio Lovaglio, 38 anni per Erittu, 37 per Lovaglio. E prima di vedere i pugili più esperti non ci resta che guardare anche le nuove leve. E qui bellissimo scambio, prima avete visto Nicola Doro portare un gran destro e poi la risposta di Vincis per nulla spaventato. Complimenti ai maestri che stanno preparando questi due ragazzi, perché per la loro età stanno davvero dimostrando di saperci fare. Grande padronanza del ring. C'è il conteggio qui per Vincis, che subisce ancora l'azione di Doro, ma si sta dando da fare, come anche lo schoolboy della Sciardana Box. Contato, ma incontro che riprende. Ancora buono il sinistro di Doro. Finisce la seconda ripresa, applausi per Doro, direi assolutamente meritati.
non ha anche la personalità, non è facile esprimersi in maniera così disinvolta davanti a una cornice di pubblico importante come quella che è già presente in questo momento nelle fasi iniziali della serata, lo spazio promocamera di Sassari. C'è qualche problemino purtroppo all'angolo blu, probabilmente la camera guidata dal nostro Enrico Costa riesce ad andare a indugiare un po' su quello che sta succedendo, forse qualche problema di respirazione anche per Nicola Doro, che ha speso tanto nelle prime due riprese, sembra sul punto però di riprendersi. Entra in gioco anche l'emozione inevitabilmente in questi casi. Doro però sta conducendo un bellissimo match. E allora avete visto subito Vincis entrare deciso con il diretto per approfittare di un possibile sbandamento del suo avversario. Ancora Doro però a chiudere all'angolo Vincis. L'azione a due braccia decisa, si muove sul tronco, però Vincis con efficacia, evitando di subire dei colpi puliti. Sembrano venire anche un po' meno le energie anche per Vincis. Fatica un po' a costruire un finale all'arrembaggio, mettiamola così. A vuoto con il gancio destro Doro, che tocca parzialmente con il secondo tentativo. Viene richiesto l'applauso in maniera direi corretta, perché questi due giovanissimi talenti del ring hanno dimostrato di saperci fare. Ripetiamo, Nicola Doro per il boxing team Eritu di Porto Torres, Gabriele Vincis per la Sciardana Box di Decimo Mannu. Si trattava peraltro dell'unico incontro riservato agli schoolboys in questa serata, e direi che è stato un buonissimo match. Salvo sorprese, sarà direi Doro ad aggiudicarsi la vittoria, ma attendiamo ovviamente la lettura del verdetto, che anche Vincis ovviamente è stato bravo. Vince il pugile presente all'angolo blu per il Vince Nicola Doro, ma gli applausi sono per entrambi. Questo è l'esito del quarto incontro della serata. Allora maestri, un attimino vogliamo sottolineare un aspetto agonistico. Prego il maestro di far lasciare il pugile sul ring. Maestro, mi sente? Li portiamo al centro del ring, grazie. Perché li portiamo al centro del ring? Perché ci sono ospiti graditi della Federazione Pugilistica Italiana, ci sono supervisori, ci sono personaggi illustri della Federazione Pugilistica Italiana, e vogliamo di fronte a loro sottolineare la passione, la volontà che nasce nel pugilato dei ragazzi di 13 anni. L'applauso per loro. Gabriele Vincis, Nicola Doro. Fuori in secondi nella prima ripresa. Inizia il quinto incontro della serata all'angolo rosso Sergiu Ignat della società sportiva Martellini Olbia, all'angolo blu invece Francesco Abeltino per la Aurora Calangianus. Come avevamo preannunciato, si tratta di atleti elite seconda serie, categoria 64 kg, 3 riprese
da 3 minuti. Questa è la distanza prevista. Si tratta del secondo incontro da dilettante nella categoria Elite seconda serie per quanto riguarda Sergiu Ignat, che nell'incontro precedente aveva battuto ai punti in quel di Luras Emanuele Corongiu. Tra qualche istante andremo a vedere anche il curriculum di Abeltino, Francesco Abeltino dell'Aurora Calangianus, che è chiamato in qualche modo a dar continuità alla bella prova di Samuele Ferrante. Nel secondo match della serata ha vinto per abbandono di Salvatore Marginesu. Si tratta di un atleta 18enne che ha 19 incontri all'attivo nel suo percorso da dilettante, 2 vittorie, 2 pari, 15 sconfitte. Arriva da appunto una sconfitta ai punti in quel di Porto Torres contro Niccolò Gallitelli, avversario che aveva già affrontato in precedenza all'Uras. Suo ultimo incontro vinto risale all'8 ottobre del 2017 a Sassari, affermazione ai punti contro Fabio Pala. Questo il percorso per sommi capi di Francesco Abeltino, ripetiamo, pugile della Aurora Calangianus. 18 anni per lui come per il suo rivale. Stiamo vedendo all'opera le nuove leve del pugilato sardo. Abbiamo ancora negli occhi il bellissimo match precedente tra Gabriele Vincis e Nicola Doro. Ma direi finora gli incontri dilettantistici della serata non hanno assolutamente tradito le aspettative, tutti gradevolissimi, equilibrati. E tutti hanno messo in mostra i buonissimi atleti. Siamo già alle battute conclusive della prima ripresa, direi abbastanza di studio tra Ignat e Abeltino. Suona il gong proprio in questo istante della prima ripresa. Incontro abbastanza tattico fino a questo momento. Prossimo match che vedrà di fronte invece Mattia Firinu per la Gymnasium Box e Alessandro Cau del boxing team Erittu. Si tratta della prima volta tra Abeltino e Ignat che nel corso loro percorsi pugilistici fino a questo momento non avevano avuto ancora, diciamo, l'opportunità di confrontarsi. È la seconda ripresa. Abeltino che nel 2017 ho avuto modo di maturare anche esperienze ai campionati italiani giovanili, quel di Mondovì, dove venne sconfitto da Adiush, sempre ai punti. Prova a pungere con il sinistro Sergiu Ignat, con un leggero vantaggio in allungo, prova a sfruttarlo.
Abeltino ha provato una combinazione chiudendo Ignat all'angolo senza però trovare dei colpi puliti. È passato al contrattacco Ignat, azione a due braccia, la guardia è chiusa però per Abeltino, anche qui non entrano dei colpi puliti a segno. Incontro che continua a essere abbastanza tattico, sicuramente equilibrato, i ritmi sono ancora blandi, sembrano studiarsi ancora, ma il tempo inizia a stringere. Fase centrale del secondo round. Attenzione qui al destro di Abeltino che ha provato a portare un gancio. Prima il gancio destro da parte di Abeltino, poi una risposta da parte di Ignat. Ora abbassa la guardia Abeltino cercando in qualche modo di invitare all'azione il suo avversario. Poi si abbassa sul tronco schivando il tentativo di gancio destro da parte di Ignat. Termina anche la seconda ripresa, incontro non semplicissimo da decifrare. Hanno entrambi, direi, abbastanza paura di rischiare, forse di commettere un errore decisivo. Esercizi di respirazione per il pugile dell'Aurora Calangianus, indicazioni più che altro tattiche invece sull'angolo opposto, quella della storica società Martellini di Olbia, l'angolo di Sergiu Ignat. Fuori secondi. Chiamati fuori i secondi, allora c'è il via alla terza e ultima ripresa tra Ignat e Abeltino. Si muove sul tronco Ignat in modo da non offrire un bersaglio facile ad Abeltino. Vedete le sue finte, poi prova a caricare il diretto destro, a sua volta si sposta sul tronco Abeltino, nemmeno lui si lascia sorprendere. Ora prova ad avanzare il pugile calangianese, serie di montanti al corpo all'angolo. Buono il destro qui di Abeltino, buon diretto. Prova a rispondere con il gancio destro Ignat. Totalmente a vuoto poi con il gancio destro, bravo con la schivata qui invece Francesco Abeltino. Porta avanti ancora il jab. Perso il paradenti qui da Sergiu Ignat, richiamato all'angolo neutro Abeltino. E si riparte in fasi finali della terza ripresa. In precedenza ennesimo tentativo di gancio destro senza successo per Sergiu Ignat.
porta avanti ancora il sinistro, avanza invece stavolta Abeltino. Forse ha fatto qualcosa in più nel corso di questo incontro per provare a convincere i giudici della sua vittoria. Ancora Beltino che avanza, non c'è spazio per la sua combinazione a due braccia, sta chiudendo anche la terza e ultima ripresa. L'angolo di Ignat ha chiesto un'azione a due braccia in chiusura di terzo round, non è riuscito a trovare questo spunto in tempo utile Sergiu Ignat. A diretto combattimento, la nazionale, signor Marco Martino di Porto Torres, hanno giudicato con il signor Vittorio Roberto Ventura dietro Bussi Mariaggia. Prossimo match che vedrà di fronte, intanto lo ricordiamo, Mattia Firinu per la Gymnasium Box e Alessandro Cau per il Boxing Team Erittu, mentre i due pugili vengono richiamati al centro del quadrato. Ora il verdetto. Attenzione, di quello che è stato la lettura dei cartellini dei giudici di gara. Il verdetto è incontro pari tra incontro pari allora tra Sergiu Ignat e Francesco Abeltino. Questo il verdetto, ciò che ha detto il ring in questo quinto match della serata. Inizia la prima ripresa del sesto incontro della serata, è quello tra Mattia Firinu della Gymnasium Box di Sassari e Alessandro Cau del Boxing Team Erittu. Il primo all'angolo rosso, il secondo all'angolo blu, categoria 55 kg. Si tratta di due atleti youth, 3 riprese da 3 minuti, questa la distanza prevista per il match. Dicevamo allora, per quanto riguarda l'atleta all'angolo rosso, Mattia Firinu, Gymnasium Box, finora 6 incontri nel suo percorso pugilistico, 4 vittorie, un pareggio, una sconfitta. Il suo ultimo match risale al 29 settembre scorso a Padria, avversario Gabriel Pirino, vittoria ai punti per lui. Un pari invece il 27 luglio a Sassari contro Gabriele Lazzarini, altra vittoria a Valle d'Oria 21 luglio contro sempre Gabriel Pirino, altra vittoria contro Gabriele Lazzarini invece a Porto Torres 14 luglio 2018, mentre i due contri di esordio sono arrivati: il primo a Porto Torres contro Pietro Serra, il secondo a Sassari contro Kevin Lowers. All'angolo blu per il Boxing Team Erittu, come detto, c'è Alessandro Cau, 16 incontri per lui, 7 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte. Questo lo score, arriva da una vittoria ai punti in quella di Decimo Mannu lo scorso 2 marzo contro Lorenzo Pillittu. Lorenzo Pillittu che invece lo aveva battuto sempre ai punti il 2 dicembre in quel di Maracalagonis, che lui aveva avuto modo di misurarsi sulla ribalta nazionale, i campionati italiani, venendo battuto ai punti da Alessandro Nardi.
sta concludendo la prima ripresa intanto. La ripresa che termina proprio in questo momento. Match tra Mattia Firinu e Alessandro Cau, che è il sesto questa serata targata Insula Events dallo spazio promo camera di Sassari. È pronto ad accendersi per la difesa del titolo italiano di Salvatore Irittu contro Maurizio Lovaglio, una storia da film, l'abbiamo definita in conferenza stampa 5 anni fa, sempre con il titolo italiano dei cruiser in palio, ma parti invertite. In quel caso Tore Irittu era lo sfidante, Lovaglio invece era il detentore della cintura. Dicevamo, Lovaglio mise KO Irittu dopo soltanto 23 secondi, spegnendo la sua opportunità appunto di tornare alla conquista del titolo italiano dei cruiser, titolo italiano che è arrivato a Balai in casa il 14 luglio scorso per Irittu, e ora la difesa a pochi chilometri da casa a Sassari davanti a tutta la sua gente in quello che ha detto potrebbe essere l'ultimo incontro della sua carriera. Avrebbe chiuso prima, ha confessato, l'avversario non fosse stato proprio Maurizio Lovaglio, per lui un fantasma da esorcizzare prima di chiudere una carriera ricchissima di successi. Vedete Alessandro Cau del boxing team Irittu, che in questa fase della seconda ripresa cerca di prendere il centro del quadrato. Nessuno dei due ora prende l'iniziativa, ci prova con il sinistro il pugile del boxing team Irittu. Portato il destro. Invece Mattia Firinu, chiede maggior decisione all'angolo maestro Marras della Gymnasium, l'angolo di Firinu ovviamente. Interessante in precedenza il destro portato da Alessandro Cau. Prova a lavorare anche sulla corta distanza Firinu, che poi canna totalmente la misura del sinistro appena abbozzato. Termina anche questa ripresa e anche questo un incontro non ha un preciso indirizzo, un incontro contrassegnato fin qui dal buon equilibrio. A seguire ricordiamo Gabriele De Rosas contro Sabel Kabir, dunque di fronte a Accademia Box Torres, Mario Muretti e Aurora Calangianus. Terzultimo incontro per quanto riguarda la serata dedicata al pugilato dilettantistico. Seguiranno Matteo Ara contro Claudio Sorin Lakatus e poi Jonathan Kobe Kogasso per la Pugni e Pupe Lombardia contro Stefano Capone della Sciardana Box.
passa in questo caso ai pesi massimi. Poi 4 incontri dilettantistici, l'ultimo sarà Erittu contro Lovaglio. Qualche sistemazione di scaletta proprio a ridosso del match, e allora è cambiato all'ultimo anche l'avversario di Gabriele Cossu. Doveva essere Denis Kaplani per il Royal Team di Milano, sarà invece Zigurs Krauklis, un pugile di origine lettone. Anche lui sta muovendo i primi passi nel pugilato professionistico. 2 vittorie, 3 sconfitte, 2 delle quali prima del limite, un pari finora per il pugile originario di Jurmala in Lettonia. Intanto ci tuffiamo ancora nel match tra Firinu e Kau, che promette scintille in questa terza e ultima ripresa. Guardia bassa per Kau, lega Firinu, agisce con una corta distanza Kau. Piccolo richiamo per Mattia Firinu. Portato il sinistro, attenzione qui all'azione di Alessandro Cao, dicevamo sinistro da corta distanza, andato a segno in maniera pulita. Accelerazione di Cao in questa fase della terza ripresa, mentre le energie sembrano iniziare a calare per Firinu. Il destro ancora di Cao, in difficoltà Firinu, contato. Ha finito la benzina Mattia Firinu dopo 2 buone riprese. In crescendo invece Alessandro Cao. Ora intravede l'opportunità magari di aggiudicarsi anche l'incontro prima del limite. Un semplice, Firinu tiene botta nonostante la stanchezza. Attenzione però ancora, prima il gancio destro, poi il sinistro, il montante, serie di montanti, ancora destro per Cao. Buonissima combinazione, 2 volte il destro, il gong a dare una mano qui a Firinu, che davvero non ne aveva più. E incontro che prende definitivamente la strada di Alessandro Cao del Boxing Team Erittu. Andrà, immaginiamo, ad aggiudicarselo con pieno merito. Molto buona in particolare la seconda e la terza ripresa del pugile del Boxing Team Erittu. Dopo una prima di sostanziale studio, Firinu si è un po' spento con il passare dei minuti, invece è cresciuto Cao, e questa tendenza appunto gli è valsa la vittoria dell'incontro, anche se c'è da attendere il verdetto dei giudici. Grande sicurezza ovviamente l'angolo del maestro Gavino Mura, mentre sfilano davanti a noi i prossimi protagonisti, dicevamo Gabriele De Rosas e Saab El Kabir. Allora, adesso da questo momento invitiamo i signori arbitri, durante le fasi di lettura del verdetto, di rivolgersi verso la telecamera, perché siamo in fase di registrazione, poi daremo i dettagli di come poi verrà vista sulla TV questa serata magnifica di pugilato. Attenzione, annunciamo il verdetto. Ai punti vince il pugile dell'angolo blu Alessandro Cao, Boxing Erittu. Nemmeno qui ci sono sorprese, vittoria ai punti per Alessandro Cao con pieno merito, dicevamo, su Mattia Firinu della Gymnasium Box.
la revisione fuori secondi e la prima ripresa. Va avanti la serata pugilistica, lo spazio promocamera di Sassari, è la volta del settimo match. Siamo ancora nella card riservata ai dilettanti, ma gli incontri fin qui sono stati di assoluto livello. Stavolta abbiamo di fronte all'angolo rosso Gabriele De Rosas per la box Torres e Saab El Kabir per l'Aurora Calangianus. Si tratta di atleti elite seconda serie, categoria 52 kg, 3 riprese da 3 minuti previste anche in questo caso. Arriviamo dal successo di Alessandro Cau del boxing team Eritu su Mattia Firinu. In precedenza pari tra Ignat e Abeltino, vittorie e punti di Doro su Vincis, vittorie e punti anche per Puggioni su Fiori, successo per Samuele Ferrante dell'Aurora Calangianus per abbandono su Salvatore Marginesu e poi nell'incontro inaugurale successo ampio ai punti per Riccardo Piroddu su Mario Secchi del boxing team Eritu. Attenzione al destro qui di Gabriele De Rosas, ancora l'azione con il destro del pugile della box Torres. La differenza di altezza in questo caso è evidentissima in favore di Saab El Kabir, che infatti sfrutta il suo allungo per piazzare un buon destro ora, dopo aver inizialmente studiato il dinamismo di De Rosas, che deve puntare ovviamente tutto sulla rapidità, sulla capacità anche di sorprendere l'avversario, colpi suoi anche abbastanza potenti. Avanza con il sinistro, poi cerca un'azione al corpo portando l'avversario all'angolo. De Rosas intraprendente senz'altro in questo avvio di prima ripresa, si muove sul tronco, la finta con il jab, poi ha provato a portare il gancio destro senza successo, ancora carica il destro De Rosas, qui l'azione è scomposta e il richiamo è per il pugile dell'Aurora Calangianus, mentre è terminata la prima ripresa. Atleta 19enne Gabriele De Rosas, 13 match all'attivo, per lui 7 vittorie, un pari, 5 sconfitte. Fuori secondi. Per lui esperienze ovviamente, campionati italiani, torneo della nazionale italiana, quelli Marcianise nel 2013, ai campionati europei anche a Dublino in Irlanda. Molto battagliero il suo atteggiamento sul quadrato. Provato a portare ancora il montante al corpo, montante sinistro in particolare. Abbiamo già sottolineato colpi abbastanza pesanti per Gabriele De Rosas.
si muove attorno al centro del ring. Ancora De Rosas, deve stare però attento al destro esplosivo, il sinistro, il montante, poi ancora il gancio in difficoltà, il Kabir contato. Bellissima azione, davvero complimenti qui a Gabriele De Rosas, azione in crescendo. In difficoltà il Kabir, ancora gancio sinistro per De Rosas. Le indicazioni che arrivano forti e chiare dall'angolo rosso, il tentativo col diretto di El Kabir che, come detto, sembra accusare maggior verve del suo rivale, del suo avversario. Destro a segno però per El Kabir, azione improvvisa e molto molto interessante. Il pugile dell'Aurora Calangianus riceve però il richiamo, ma ha trovato il varco per portare il destro, gancio, sposta in avanti il sinistro. Vediamo se trova le misure. De Rosas lo ha messo in grave difficoltà nella prima parte della seconda ripresa, contato il Kabir dopo una combinazione devastante di De Rosas, abile anche con i montanti. Eppure questo è un modo per sfruttare la differenza di altezza. C'è un po' di polemica all'angolo dell'Aurora Calangianus, qualche lettura arbitrale. Mentre vediamo i due atleti agli angoli, si è rifiata prima dell'inizio della nuova ripresa. Andremo a seguire Matteo Ara contro Claudio Sorin Lakatus, quindi Jonathan Kobe Kogasso contro Stefano Capone, che è lì prossimo al passaggio tra i pro. Terza e ultima ripresa intanto tra De Rosas ed El Kabir. Un po' scomposta l'azione di El Kabir, che provava a prendere di infilata De Rosas. Sinistro per El Kabir, indietreggia De Rosas, studia una nuova offensiva, parte all'attacco con il destro, avanza El Kabir. Sembra essersi abbastanza scosso dopo aver subito il conteggio a parte centrale del secondo round. Vediamo come chiude invece De Rosas. Si è lasciato preferire per larghissimi tratti di questo incontro. Il destro di El Kabir, il sinistro di De Rosas, si incrociano i colpi. Qui a vuoto De Rosas.
Fondamentale la gestione di questo finale di terza ripresa. De Rosas ora passa all'attacco. Kabir risponde con il sinistro, cerca il montante De Rosas, ma qui non trova fortuna. Attenzione al sinistro di El Kabir, che inizia forse anche in maniera un po' tardiva a far valere il suo allungo. Termina qui la terza ripresa tra De Rosas ed El Kabir. Incontro equilibrato, gradito dal pubblico, che ha sottolineato la fine del match con un applauso. Quindi termina in questo momento il combattimento per la categoria di seconda serie, che ha visto di fronte il Gabriele De Rosas per la categoria Box e Torres, Mario Muritti, Sassari e Sado El Kabir per loro Carugianus presente a Nagudu. Ha diretto il combattimento l'arbitro nazionale, il signor Musi, mediante di Sassari, hanno giudicato i signori Maron Antonio, Tono Alberto e Manu Cavino. Siamo pronti per la lettura del verdetto. Attenzione, annunciamo il verdetto, Incontro pari tra De Rosas ed El Kabir. Fuori secondi e la prima ripresa. Ottavo match della serata, all'angolo rosso Matteo Ara per la Gymnasium Box di Sassari, all'angolo blu Claudio Sorin Lakatus per la Corner Gym di Oristano. Due pugili elite, categoria 69 kg, 3 riprese da 3 minuti, questa è la distanza prevista per l'incontro. Presentiamo un po' anche i pugili che sono sul quadrato, presentiamo soprattutto quelli che sono i loro trascorsi, soprattutto recenti. Claudio Sorin Lakatus, che abbiamo visto tante volte sugli schermi di Directa Sport, anche nell'ultima riunione pugilistica che vi abbiamo raccontato in quel di Decimo Mannu, dove ha battuto ai punti Andrea De Muro. Per lui ci sono un totale di 28 incontri con 12 vittorie, 7 pari, 9 sconfitte. Ultima apparizione, come detto, a Decimo Mannu, datata 2 marzo. Il 24 novembre aveva ottenuto un pari a Villacidro contro Jonathan Rubino. Il 3 novembre ad Arborea invece era stato battuto nelle fasi eliminatorie dei campionati italiani Elite da Luigi Francesco Zito, con vita ai punti per lui in questo caso. Intanto seguiamo questa bellissima azione da parte di Matteo Ara della Gymnasium Box, molto deciso. Lakatus è un pugile esperto, Ara sta cercando di sorprenderlo fin da questa prima ripresa. Matteo Ara, abbiamo detto, della Gymnasium Box di Sassari. Si tratta di un atleta 18enne che ha all'attivo 29 incontri, 21 dei quali vinti, 2 pari, 6 le sconfitte. Suo ultimo match è datato 2 dicembre 2018 a Mara Calagonis, vittoria ai punti contro Andrea De Muro. Si è cimentato anche nei campionati italiani di Cascia 23-24 novembre scorsi, vittoria al primo turno contro Cosimo Francesco Ostuni, poi sconfitta ai punti al turno successivo contro Salvatore Cavallaro. Matteo Ara ancora a occupare il centro del ring. Lakatus cerca di agire di rimessa. Termina il primo round.
Fuori secondi. Fuori secondi, allora inizia la seconda ripresa. Matteo Ara contro Claudius Sorin Lakatos. Prova ad avanzare ora il pugile della Corner Gym. Subito combinazione esplosiva per Ara, ma non si fa trovare impreparato. Lakatos cerca subito la replica. Bel match finora, ricordiamo la categoria dei 69 kg. Bel destro di Ara. A segno il pugile della Gymnasium Sassari. Ora ciondola, provando a disorientare un po' Lakatos. Matteo Ara cerca il varco giusto per scatenare la sua combinazione, invece Claudius Sorin Lakatos prova ad agire ancora con il destro. Avanti Matteo Ara. È sempre di rimessa Lakatos in questa fase dell'incontro centrale. Ci ha colpiti per esplosività, potenza dei colpi Matteo Ara. Lakatos molto esperto. Sa anche come leggere questo tipo di incontri. Da sottolineare senza dubbio la differenza di età tra questi due pugili: 31 anni per Claudius Sorin Lakatos, 18 per Matteo Ara. Strutture fisiche direi non troppo diverse, con differenza di altezza però in favore del pugile della Gymnasium di Sassari, che ora cerca la combinazione, prova a entrare con il diretto. È pronta però anche la replica di Lakatos. Incontro equilibrato. Finisce il secondo round. Match direi diverso da tutti quelli che abbiamo visto fino a questo momento per sviluppo. Farla da padrone è in maniera decisa l'equilibrio. Molto
Attenzione, annunciamo il verdetto. Ai punti vince il pugile dell'angolo rosso, Gabriele Rosas. Un applauso al vincitore, Matteo Ana, centro del ring, un applauso per il pugile, grazie. Inizia la prima ripresa dell'ultimo match dilettanti di questa serata. Di fronte all'angolo rosso Jonathan Kobe Kogasso per la ASD Pugni e Pupe Lombardia. All'angolo blu Stefano Capone per la Shardana Box. Si tratta di due atleti elite prima serie, categoria 91 kg, 3 riprese da 3 minuti, due colossi del ring. Vi abbiamo già detto di Stefano Capone, che ha la possibilità a breve di entrare nel mondo del professionismo, cercherà di farlo la prossima estate. Abbiamo parlato con il team Shardana, è tutto programmato. Prima però Capone se la deve vedere contro questo colosso, come detto Jonathan Kobe Kogasso, ha all'attivo 40 incontri, 31 dei quali vinti, 0 pareggi, 9 sconfitte, arriva da una vittoria ai punti il 16 febbraio a Cernusco sul Naviglio contro Francesco Carlozzo. Prima ancora una sconfitta, sempre i punti, contro Simone Fiori, campionati italiani assoluti. Sempre agli assoluti aveva battuto in sequenza Tilio Sorgi e Walter Melluzzo. Una lunga serie di vittorie appunto per questo gigante 23enne dell'ASD Pugni e Pupe Lombardia. Tra qualche istante vi daremo conto anche del percorso di Capone, che deve stare attento al diretto destro di Kogasso. Prova ad agire col sinistro Capone, che si sposta, guardia chiusa per lui, attento, colpi pesanti qui in questa divisione. Ovviamente può bastare anche un solo colpo, un lampo improvviso per spegnere definitivamente la luce nel match. Agisce sulla corta distanza con i montanti. Kogasso sembra in possesso di una buona tecnica, avversario difficile per Stefano Capone. Seguiamo ancora questo scambio. Con Kogasso che avanza. Poi lega Capone, dicevamo di Capone, appunto pugile 28enne, il sardo, con all'attivo ben 41 incontri, 21 vittorie, 2 pari, 18 sconfitte. Questo il suo percorso. Si tratta di una rivincita di un match che è andato in scena ai campionati italiani assoluti nel 2017, l'8 dicembre per l'esattezza. Eravamo a Gorizia ed è bella meglio in quel caso proprio Jonathan Kobe Kogasso. A Gorizia Capone riuscì a superare Marwen Trabelsi e Sergiu Sinigur. L'ultima apparizione in terra sarda per lui è datata 15 ottobre del 2017, un pari a Cagliari contro Marco Satta Giannichedda. Tanta esperienza però per questo pugile, come detto 28enne, con tanta esperienza nei vari campionati nazionali. La seconda ripresa.
Inizia la seconda ripresa, Cogasso contro Capone, ultimo match dilettanti, poi spazio ai pro sul ring dello spazio promocamera di Sassari. Prova ad accelerare ora un po' la sua azione Capone, che accorcia la distanza e poi lavora con i montanti. Schiva il sinistro portato avanti da Cogasso. Buono il sinistro al corpo di Capone, incoraggiato all'angolo dal maestro Fabrizio Melis della Sciardana Box. Tanti incontri interessanti a seguire, spazio ai pro, Rizzi contro Aroni, Rocci contro Serra, Krauklis contro Kossu, poi Lovaglio contro Eritto, il match che tutti stanno aspettando. C'è anche tanto altro a contorno, noi lo stiamo vivendo ora sul ring. Due tra i pugili più interessanti di questa serata quanto riguarda i dilettanti. Complimenti all'organizzazione anche per aver saputo mettere in piedi una card incontri dilettanti molto interessante, che non ha annoiato il pubblico che è sempre più numeroso qui sul parterre dello spazio promocamera di Sassari, organizzazione Insula Events, sostegno di OP82. Stiamo entrando nel vivo questa grande notte di pugilato. Destro di Cogasso, Capone non concede spazio. Provato l'azione a due braccia, ancora il pugile della Pugni Pupe Lombardia, poi lega Capone, serie di montanti ancora per Capone da corta distanza, per Cogasso, prova a rispondere Capone, che poi evita il gancio del rivale. Equilibrata, molto equilibrata questa seconda ripresa che va in archivio ora. Attenzione, c'è un comunicato del pubblico dall'area commerciale Ombra, che serve qui la promocamera. Vedremo se Capone riuscirà pregato di spostare urgentemente, in quanto l'attività commerciale sta anche per a ottenere la sua rivincita. Capone, che abbiamo questo protagonista anche al guanto d'oro, tanti avversari sfidati per lui oltre Tirreno, tanti risultati di prestigio. Percorso dilettantistico di qualità in avvicinamento a una carriera che ci auguriamo brillante anche tra i pro da quest'estate. Sulle scene Capone ci sarà spazio, immaginiamo e speriamo di poter raccontare le sue gesta anche su Directa Sport. Bel destro intanto di Cogasso in apertura di terzo round. I pugili che si conoscono, e direi che si è notato in maniera evidente questo aspetto nel corso dell'incontro. Ancora schermaglie, Capone non riesce a trovare lo spazio per il destro per piazzare il suo colpo, nemmeno in questo caso. Prova ad anticiparlo ora Cogasso.
agisce da cortissima distanza Capone, poi manda a vuoto Cogasso con il gancio destro, si gira Capone, si riparte. Ancora un'interruzione in questa ripresa, c'è un sanguinamento direi molto importante all'arcata sopraccigliare sinistra per Stefano Capone. Arriva tempestivo l'intervento del medico che sarà chiamato a giudicare l'entità di questa ferita, vedremo se Capone sarà in grado o meno di proseguire l'incontro da questa posizione. La ferita non sembra di pochissimo conto sinceramente, ci auguriamo però per Capone che ci sia modo di sistemarla. Infatti Capone va avanti, per ora si può proseguire, ma si tratta di un problema che finirà indubbiamente con il condizionare l'azione del pugile della Sardana. C'è fermento all'angolo del maestro Melis, attenzione al destro di Cogasso. Abbiamo mandato a vuoto Capone, prova a entrare con il sinistro, richiamato ancora il pugile all'angolo rosso, riprende a sanguinare l'arcata sopraccigliare di Capone, cercherà a quel punto, immaginiamo, Cogasso che intanto ha provato a piazzare ancora il montante destro senza successo. Serie di montanti, poi chiusura con un buon gancio destro, tanta intensità per il pugile giunta dalla Lombardia. Rapido anche sul tronco, avete visto delle buone schivate in precedenza, sembra essere un po' il padrone psicologico del match dopo il problema all'arcata sopraccigliare di Capone. Termina qui il match, torna all'angolo il pugile della Sardana Box. Svestiti i guantoni, verdetto che conosceremo tra qualche istante. L'incontro è stato sostanzialmente equilibrato. Hanno giudicato buonamente i signori Toro Alberto. Lo ha finito meglio, direi, Cogasso. Vedremo se basterà per aggiudicarsi la vittoria. Attenzione, annunciamo il verdetto con giudizio unanime. Vince il pugile dell'angolo rosso, Jonathan Kobe Cogasso. Vince Jonathan Kobe Cogasso. Verdetto condivisibile, direi, in assoluto da parte della giuria. Bravo anche Capone, leggermente condizionato nel terzo round dalla ferita accusata all'arcata sopraccigliare sinistra. Buona prestazione, solida per Cogasso, che dunque non ha lasciato spazio per la rivincita del rivale. I due si sono ritrovati a vincere, è stato ancora ai punti Jonathan Kobe Cogasso.